la rosa? Come, non lo sai? Rovigo è chiamata la città delle rose, lo diceva anche Ariosto. Perché? Beh, chiediamolo proprio a loro. Scusate, la rosa disegnata sulla vostra maglietta, che significato ha? La leggenda narra che in questa zona, anticamente chiamata Rodon, crescessero spontaneamente bellissime rose. Ah, Sì? Ma a me avevano detto che intorno all'anno 1000 il vescovo di Adria ha deciso di spostare la propria sede qui a Rovigo a causa di un sogno nel quale San Pietro gli era apparso e le aveva donato un pastorale cosparso di profumatissime rose rosse. Ah, ma quindi Rovigo è proprio una città piena di leggende. Abbiamo deciso di presentare alcune delle leggende della zona, il Polesine. In particolare, essendo di Rovigo, cominciamo con uno dei luoghi simbolo della città, la chiesa della Beata Vergine del Soccorso, meglio nota come la Rotonda, per via della sua pianta centrale a base ottagonale. La costruzione dell'edificio ebbe inizio nel XVI secolo, secondo il progetto dell'architetto Francesco Zamberlan, in occasione del superamento della pestilenza del 1575. All'interno possiamo notare un altare realizzato nel 1607, dove è possibile individuare l'immagine della Madonna col bambino, contornata da una gloria di angeli adoranti. Il soffitto, rifatto e dipinto nel 1887 da Vittorio Bressanin, è ispirato all'origine della chiesa. L'opera, infatti, descrive il miracolo della Madonna che fece cessare l'epidemia di peste in città. Nonostante la sacralità del luogo, la rotonda è legata all'eresia. Si pensa infatti che nel XV secolo vi abitassero alcune streghe, chiamate segnaresse. Le segnaresse erano così chiamate per le loro capacità di guaritrici, in quanto segnavano le parti del corpo del malato per poi applicarci i medicamenti. Questa pratica veniva però ricondotta a dei malefici, quindi presero la reputazione di streghe. Solevano incontrarsi in questo luogo iconico della città, la rotonda. Ci troviamo nel Dinaro, una città poco distante da Rovigo. Questo alle mie spalle è Palazzo Pretori, uno degli edifici più antichi della città. Venne costruito nel 300 sotto la dinastia Estense e utilizzato come castello e sede militare. Più tardi assunse la funzione di prigione, mentre oggi ospita una mostra annuale di presepi. È proprio all'interno di questo palazzo che si svolge la nostra storia, conosciuta come la leggenda della Lama Rossa. Nel Cinquecento, quando l'Endinara era sotto il controllo dei veneziani, i matrimoni tra questi ultimi e gli estensi erano stati vietati. Due giovani innamorati, lei veneziana e lui estense, decisero di fuggire insieme e si diedero appuntamento nei giardini di Palazzo Pretorio. Il fratello di lei però li scoprì e dopo aver rinchiuso la sorella in una prigione sfidò l'amante di lei a duello, ma venne sconfitto e ucciso. Il giovane estense, accusato di omicidio, venne condannato a morte e giustiziato nei giardini del palazzo, così che la giovane dovette assistere sia alla morte del fratello che a quella del suo amato. Nessuno soccorse mai la giovane e lei, straziata dal dolore, morì in quella stessa cella. Da allora si sentono dei lamenti che vengono dal palazzo e c'è chi giura di aver visto il fantasma della donna girarsi nelle prigioni. Oh, che fame! Ma cosa si mangia oggi? Che ne dici di un buon risotto alla zucca? Il sugo è pronto. Ora tuffiamo il riso nella pentola che cucineremo con l'aggiunta di brodo caldo fino ad ultimare la cottura. Che profumo! Mi sembra un'idea gustosissima. La zucca è da sempre un prodotto immancabile nelle cucine venete. Quando noi pensiamo alla zucca, la ricolleghiamo all'idea di Halloween. Ma in realtà questa tradizione ha radici ben più profonde nella cultura polesana. Oggi siamo in compagnia di Elma Satin, che ci spiegherà meglio le origini di questa storia. È sempre un piacere essere qui. Fin dall'antichità, la zucca ha sempre rappresentato un'importante riserva alimentare nelle zone più povere. In dialetto veneto il termine zucca si dice lumassa, ovvero lume, perché si soleva in passato intagliare la zucca per mettervi poi all'interno un lumino, per poter esorcizzare così la paura che la notte portava con sé. In passato poi la lumassa veniva posta nei sentieri per i contadini che rientravano tardi dai campi perché potessero giungere a casa sani e salvi. Oggi è rimasto ancora nel dialetto un proverbio riguardante questa famosa zucca, ovvero lumasina lumasina mia, dammi una ciafina e lasciami andare via. Grazie mille! Grazie a voi! Nonostante le sue umili origini, la nostra terra è comunque ricca di storie, tradizioni e leggende. Grazie di averle ascoltate e un saluto da parte della classe quarta D del liceo linguistico Soli Roccati di Rovigo.